Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Vediamo un pochettino se riesco a mettere le solite cosine che generalmente mettiamo quando siamo nella diretta. Oh, eccolo qua, finalmente i nomi, Hildegard e Marietto Veneziano. Allora, amici, come state? Come avete affrontato quello che qui al sud è stato il giorno più caldo dell'anno? Noi abbiamo raggiunto una temperatura registrata di 45 gradi, percepita di 47. Devo dire che è stata parecchio impegnativa come giornata e quindi chissà voi come avete affrontato la calura di questo giorno. Là là, c'è stato un momento di calo di tensione. Allora, amici, ben ritrovati e benvenuti alla diretta delle Sibille gratuite con la Hilde, la sottoscritta. Chi mi conosce conosce già, insomma, un pochettino le tante cose che nel corso degli anni ho condiviso, sa che c'è questa continuità comunque a proposito di anni, da anni, con gli incontri con le Sibille, quindi purtroppo toccherà agli amici che già mi conoscono riascoltare le solite cose, ma chiaramente in ogni occasione è possibile che si aggiungano delle persone nuove che ancora non conoscono né il mio lavoro né il lavoro del Marietto, che ormai da anni divulghiamo contenuti di radionica, radiestesia, quindi trovate non solo sul sito tantissimo materiale gratuito da scaricare, ma anche sui nostri canali YouTube, moltissime condivisioni video proprio per accompagnare quello che sono le divulgazioni scaricate o scaricabili comunque dal sito. Mi direte, per chi non lo conosce, ma il sito qual è? www.ilcapitano.altervista.org. È online dal 2015 divulga e quindi si pone proprio l'obiettivo di divulgare la radionica. In un secondo momento abbiamo caricato moltissimo materiale anche collegato ai percorsi di studio che erano tenuti sempre in forma gratuita nei gruppi su Telegram. Per anni abbiamo accompagnato persone su diversi livelli di autoconsapevolezza e conoscenza di quello che è un percorso un po' esoterico di rettifica della personalità tramite il lavoro ermetico cabalistico, quindi abbiamo formato una serie di persone. Purtroppo i gruppi, come dire, pur essendo bellissimi, era un impegno fantastico che il Marietto e io abbiamo tenuto veramente con costanza. Non sapete le volte che nel corso di anni, durante i gruppi, ho insegnato e continuato a insegnare con la febbre, che d'inverno regolarmente io ho febbre. Quindi mi viene sempre 1 o 2 volte l'anno nel periodo invernale, eppure anche con la febbre io non ho mai smesso di scrivere, di essere presente all'orario. Certo, quando poi vedevamo che le persone che dovevano partecipare, che avevano questa finestra gratuita, questa possibilità di conoscere, imparare e interagire con delle persone che da anni, da vite, neanche questa vita soltanto, ma da vite percorrono questo sentiero e quindi potevano interagire con noi, poi si presentavano 4-5 persone, vabbè, a quel punto ci siamo convinti che Gurdjieff aveva ragione. E nonostante tutto il nostro impegno, le persone che non comprendono anche con un prezzo, una contropartita, l'importanza della trasmissione di quello che stanno andando a imparare, purtroppo non gli danno il giusto valore. Qualcuno gliel'ha dato nel tempo, ma qualcuno, la stragrande maggioranza, va detto no. Quindi da quel momento abbiamo deciso che tutto quell'impegno e quell'energia veniva riservato veramente soltanto alle persone che volontariamente e volutamente avrebbero perseguito un percorso con un contatto a quel punto che diventava privato. Quindi questo è un po' la storia, ma tutto il materiale che ho divulgato e sintetizzato nelle dispense è presente online sul sito, quindi vi ricordo www.ilcapitano.altervista.org, quindi trovate veramente molto materiale sia di radionica sia di ermetismo e tradizione ermetico-cabalistica. Quindi non solo, nel tempo anche le dispense di chiriologia, non so se siete amanti della lettura delle linee della mano, chiaro che sono informazioni, quelle
sulla chirologia piuttosto basilari, ovviamente non abbiamo approfondito più di tanto quella disciplina, sebbene sia molto interessante. È interessante comprendere come il nostro corpo diventa una mappa a molti livelli, una mappa nell'iride, una mappa nelle mani, una mappa nei piedi, una mappa sulla colonna vertebrale, insomma tutte le parti del corpo comunicano fra loro, ma non sempre, e questo è uno dei motivi per cui spesso entriamo in forme di disallineamento e squilibrio anche di natura energetica e quindi fisica, che si ripercuote poi sullo stato di salute o benessere generale. Comunque non tutte le parti del corpo sono sempre consapevoli di fare parte di un insieme. Quindi sappiate che spesso è importante, uno dei primi esercizi di autoconsapevolezza che si fanno attraverso la tradizione ermetico-cabalistica è proprio quello di mettere in comunicazione tutte le parti come parte di un insieme più grande. Quindi si arriva anche a poter sentire, diciamo così, la musica del proprio corpo, dell'organismo insieme. Quindi si addestra, diciamo così, l'orecchio spirituale e poi si addestra l'occhio spirituale in modo da potersi guardare all'interno. Ovviamente tutte queste percezioni, queste cose sono latenti in ciascuno di noi, fanno parte di quella sensibilità che purtroppo abbiamo perso, pur essendo connaturata, quindi presente nella nostra individualità e nella nostra, come dire, nel pacchetto di competenze che se volessimo sviluppare insieme a molte altre potremmo tranquillamente sviluppare, ma che per via di quello che è l'insegnamento materialistico, questo non è possibile, quello non si fa, quello sono cose superstiziose. Ecco, purtroppo veniamo condizionati in modo limitante e additati o accusati di visioni e di non stare bene. Quindi chiaramente crescendo perdiamo queste facoltà, perdiamo queste capacità che in realtà sono di autoanalisi, autolettura e di autoascolto. Questo è importantissimo. Oggi molta tradizione, molta diciamo medicina olistica ci aiuta a comprendere come in realtà la manifestazione di alcuni stati di disarmonia sono causati da un disallineamento di quelle che sono il corpo emotivo, il corpo mentale e il corpo fisico. Quindi anche questo, vabbè, non vi tedio ulteriormente, sappiate che comunque sul nostro sito trovate molti circuiti nelle varie dispense anche per lavorare sul riallineamento dei corpi sottili, sui campi energetici e i meridiani, i chakra, eccetera. Tra l'altro, eventualmente sappiate che ogni settimana il Marietto e la sottoscritta, abitualmente il venerdì, eseguono dei protocolli di riallineamento, tra cui alcuni passaggi sono dedicati proprio al benessere psicofisico, che è poi appunto, come dicevo, una risulta di un insieme di armonie tra il corpo mentale, il corpo emotivo e il corpo fisico. Quindi sicuramente vale la pena, ecco, se avete questa curiosità, sapere che nei protocolli del venerdì si lavora anche per un benessere fisico, psichico e mentale. Bene, intanto vedo che ci sono degli amici, buonasera a tutti, buonasera Pierluca, buonasera Antonella, buonasera Romina. Ovviamente posso salutare solo le persone che a loro volta personalmente posso salutare con i nomi solo le persone che chiaramente hanno manifestato la loro partecipazione con un saluto. Saluto in modo più generale tutti gli altri che guardano o guarderanno la diretta quando potranno, quindi ritenetevi salutati. Bene, detto questo, buonasera Sara e buonasera utente Facebook. Purtroppo amici che venite dal gruppo Facebook, vi chiedo gentilmente prima di partecipare alla diretta, quindi nel gruppo dove trovate il post che parla della diretta, cliccate l'autorizzazione a Facebook tramite StreamYard. Quindi è un semplice clic, si apre una pagina successiva, un'ulteriore conferma, poi potrete entrare nella diretta e io vedrò chi siete. Intanto ciao utente Facebook, però chiaro che se fate questo piccolo passaggio, che tra l'altro si fa una volta sola, riesco anche a leggere eventualmente la vostra domanda. Mi raccomando, a proposito di domanda, cosa dovete fare, cosa va fatto durante la diretta proprio per avere l'opportunità di una risposta. Mi occorre che scriviate il vostro nome, la vostra data di nascita, indichiate una domanda
precisa, mirata, che significa che scegliete un argomento, vale a dire l'amore, il benessere, la salute, la vendita di una casa, un'eredità, qualsiasi briga che avete con un fratello, con un cognato. Vi faccio degli esempi, quindi siate precisi, circostanziati, niente domande generiche perché è difficile, non vi conosco, non ci siamo probabilmente mai sentiti, qualcuno può essere che io l'abbia sentito in situazioni anche magari private, quindi con colloqui fuori che esulano insomma il momento delle dirette, e allora è diverso, magari conosco o ricordo il contesto. Brava Cinzia, mua, bravissima, visto? Funziona. Ecco, ti meriti un saluto per lo sforzo, bravissima. Allora, quindi scegliete un argomento, scegliete una domanda e date delle indicazioni. Faccio un esempio: se state affrontando un momento di crisi, magari col vostro fidanzato, con vostro marito, oppure con una persona che frequentate da tempo, indicate anche il nome, la data di nascita di questa persona, indicate più o meno da quanto tempo, insomma, c'è questa frequentazione, indicate se siete impegnati con altre persone, quindi questa è una situazione extra, oppure se effettivamente vi state frequentando voi. Se avete dei figli da relazioni precedenti, scrivetelo. Quindi date delle indicazioni che cercate di condensare in un unico commento, ok? E viva Dio, sperando che veniate selezionati. Io vi ricordo che anche se non dovessi riuscire a darvi una risposta durante questa diretta, tornerò martedì prossimo. No, forse martedì prossimo, a ben pensarci, potrei essere nel viaggio di ritorno dall'andare a prendere il nostro bambino grande, quindi mi sa che forse martedì non ci sarò e magari sposto mercoledì. In ogni caso non vi lascio, ok? Ma tornando a noi alla diretta, visto che il tempo scorre, comincio a rispondere. Vedo che ci sono delle domande precise. Allora, sono Cinzia, 28 dicembre 76, 46 anni Capricorno, ci sarà ritorno di coppia con Alessandra, 19 maggio 73, 50 anni Toro. Allora, vediamo, benissimo. Vediamo un pochino se Alessandra torna da Cinzia. Poi ovviamente preparate le domande che io sono ben contenta di darvi una risposta. Cinzia, dimmi soltanto se ci sei, così da non fare un monologo, ma suppongo di sì perché hai messo la domanda praticamente ora. Anche tu, utente Facebook, che ti sei collegato con una domanda, gentilmente esci dalla pagina della diretta, torna nella pagina del gruppo dove hai trovato il post che annuncia la diretta, clicca sul link che c'è di autorizzazione di StreamYard da Facebook, viceversa, di Facebook a StreamYard, però c'è un link, ok? E dopo che si è aperta una seconda pagina, confermi l'autorizzazione, puoi rientrare nella diretta e vedrò come ti chiami, quindi possibilmente riesco a darti una risposta. Spero che sia tutto chiaro, è facilissimo. Prova a farlo e a scrivere così vediamo subito. Allora, Cinzia nel frattempo ha detto di esserci, allora, e vediamo quindi un eventuale insomma sviluppo con Alessandra. Vediamo un pochino cosa ci rispondono le sibille, quindi preparo lo spazio. Allora, sicuramente c'è una profonda crisi da parte di questa Cinzia. Scusa Cinzia, no, da parte di Alessandra, perché qui si tratta della ex, crisi che possono essere anche di natura di gelosia, di possesso, quindi probabilmente quello che può in qualche modo averla mandata, aver portato questa crisi. Intanto buonasera Maurizio Antonio. Quindi vediamo un pochino gli sviluppi. Allora, ma guarda, io ti posso dire che il riavvicinamento si vede anche abbastanza in fretta, però ehm, ci sono degli aspetti che sarà bene per te tenere in considerazione. Quindi primo passaggio, in primo piano,
la riga legata a eventi del passato che mi parlano di un blocco. Io non so se ti ha bloccato su tutti i fronti per impedirti di controllarla o viceversa. Qui non si capisce chi ha bloccato chi, ma di fatto diciamo che ci sono delle cose che la hanno portato un principio di diffidenza, come se mancasse proprio una fiducia, come se si sospettasse di segreti e probabilmente questo passaggio è collegato a un'altra persona. Non ci dice se quest'altra persona ha o meno un rapporto, una relazione con te o con l'altra, quindi qua non entriamo in questo merito, in queste dinamiche, ma fa capire non ti ha bloccata, però vedi, prigione nemico. Qui è chiaramente un blocco dato da una fiducia, o è un blocco legato a mancanza di fiducia, sospetti e cose del genere, oppure è un impedimento di qualche tipo. Comunque è la prima cosa che segnalano nel Sibille. Adesso ti posso dire che nel presente chiaramente sembra che stia valutando di ricontattarti, di riprendere i contatti con te o comunque di ritornare perché c'è la carta della riunione. Quindi non è una cosa che non sta tenendo in considerazione, tutt'altro, ma ehm, allora, praticamente è Alessandra che è sparita, è lei che non c'è più, eppure nel presente si vedrà tornare, okay? Io, sai, non ti conosco, la prima volta che interagiamo, quindi ovviamente cerco di tradurle nel migliore dei modi, poi devi riuscire ad adattarla tu alla tua situazione, altrimenti passo 1 ora soltanto a dire: potrebbe voler dire", perché non è facile, non siamo neanche al telefono e non siamo in un consulto privato, quindi quello che si vede è che al presente sta valutando l'idea di ritornare, di riprendere i contatti. Quindi c'è la carta della lettera, particolarmente indicativo di un tentativo di contatto telefonico, più che diretto, più che di persona, sebbene qualcosa si muove. Però quello che si vede qua, quindi io non so né quanto tempo siete state insieme, né se siete state insieme, che tipo di relazione c'era. Io mi sono limitata a una riga e mezzo, che si vede anche in diretta, e quindi come dicevo, preferisco sempre che mi mettiate delle indicazioni in più, così evito il potrebbe, potrebbe, potrebbe. Ad ogni modo, il riavvicinamento è abbastanza imminente, però quello che si vede nel prossimo periodo è una situazione complessa che può essere causata anche da interferenze di altre persone. Ora, qua entriamo in meriti ancora più delicati, perché o è un'interferenza che proviene da un corso di studi, la sua professione, da qualcuno che in qualche modo cerca di suggerirle dei passaggi. Quindi c'è qualcuno che in qualche modo tra artista, sacerdote, riveste un ruolo, come se le desse consigli, la guidasse, ma queste sono interferenze che in qualche modo, comunque, nonostante il riavvicinamento, rischiano di mettere nuovamente in crisi il vostro rapporto. Quindi, premesso che non so, e non è questa la sede, che tipo di rapporto, visto che lo hai omesso. Quindi comunque c'è qualcosa che in qualche modo fa capire che ci sarà un'intromissione da parte di qualcuno. Ecco, okay, quindi ci siamo, c'è una persona che la guida, vedi che quando mi dai delle piccole indicazioni troviamo anche le conferme, le corrispondenze. Prima che me lo dicessi tu si vedeva. Questo porterà nuove lacrime, nuova confusione e la necessità di chiarirsi ulteriormente. Io purtroppo non vedo una linearità in questo rapporto, proprio a causa di molte cose, poco chiare, molte mezze verità o situazioni che rischiano di non fare una totale chiarezza. È vero comunque che c'è la possibilità che in un secondo momento ritorna questa persona, questa Alessandra, ma alla chetichella c'è il ladro, quindi bisogna un po' capire, se sentirà di potersi avvicinare nuovamente a te in modo aperto, in modo diretto o nascondendosi, facendo dei giri, diciamo così, un po' più contorti.
Comunque, non è una situazione facile, perché lei valuta la possibilità di riprendere i contatti, ma c'è sicuramente qualche interferenza abbastanza importante a cui lei dà valore, dà importanza, okay? Bene. Andiamo avanti. Rispondiamo ad un'altra persona, vediamo chi è, se per esempio Cinzia. Cinzia ci se no Cinzia scusami, ti ho appena risposto, vedi tu come sto, il caldo di oggi fa questi scherzi. Allora vediamo un pochino. Sara ci sei? Datemi conferma, mi raccomando. Prego Cinzia, datemi conferma, mi raccomando, di essere collegati così che, in qualche modo, possiamo, senza tanto perdere tempo, procedere con la risposta. Se non mi date conferma di essere presenti, io passo a un'altra domanda. Sara c'è? Perfetto. Allora, vediamo un po'. Vuole sapere se c'è un ritorno immediato di Stefano, 7 aprile 66, e lei ovviamente in una relazione dove ha chiuso lei tempo fa, quindi poco tempo fa, quindi 23 gennaio 73, Stefano, 7 aprile 66. Quindi vediamo gli sviluppi, diciamo così, ok? Allora, donna di servizio sacerdote, ma sicuramente c'è un approccio timido che lui potrebbe tentare, quindi anche solo per capire qualche passo dovrebbe farlo. La donna di servizio spesso parla proprio di quello che facciamo, delle nostre azioni, quindi diciamo che c'è sicuramente qualche timido approccio o la valutazione anche con una certa responsabilità, con una certa meticolosa freddezza del da farsi. Vediamo un po'. Ma allora, diciamo che le Sibille nonostante in alcuni passaggi possa sembrare una situazione che, sia definitiva o comunque chiusa in qualche modo, in realtà, non è del tutto conclusa. Quindi tu hai mostrato una grande determinazione, a dispetto di una forma di delusione che si vede già nella prima riga con malinconia giovane fanciulla, quindi il vedere che alcuni dei tuoi sogni, alcuni dei tuoi desideri sono stati disattesi, quindi anche tutto la partecipazione, l'impegno e la tua dedizione rispetto il rapporto con lui ti ha portato, vedi, con determinazione a fare delle scelte, a fare dei passi. Ovviamente la tua intenzione probabilmente era metterlo di fronte a un'ufficializzazione più determinata, oppure un parlare anche del futuro, di un qualcosa che nascesse da voi. Qui non intendo di fare un figlio, ma intendo probabilmente con la carta della donna maritata bambino il tuo desiderio di vedere iniziare veramente una relazione dove tu sei ufficialmente la donna scelta da lui. Qui chiaramente oggi c'è questo, dispiacere vedovo, quindi non ci dice chi dei 2 sta soffrendo più di un altro. Certo che l'hai voluto metterlo alla prova, la carta del militare è una prova. Quindi sono quelle mosse, quelle strategie che cerchiamo di attuare per vedere qualcosa. È chiaro che oggi, se già avevi l'idea che tutta la tua dedizione non sia stata ricompensata nella stessa maniera, oggi c'è un funerale qua, nel senso che quello che si vede nel presente è una delusione e anche un rimpianto. Ora, il rimpianto da parte tua c'è magari legato a tutto l'energia messa o al fatto di aver magari scelto in un momento di debolezza di
metterlo alla prova, e quindi magari c'è anche una forma di pentimento sottile, perché poi passando il tempo, vedendo che lui non risponde, non reagisce, magari ti subentra questo pensiero. Ti posso dire che siccome le sibille non danno un soggetto in questa linea, anche lui sta facendo la conta degli errori, ok? Quindi secondo me non è una cosa conclusa. Ti posso dire però che si perde o si prende del tempo, perché c'è qui la carta di un domestico, generalmente riguarda un figlio che probabilmente indirettamente ha causato questo distacco, è un figlio che indirettamente diventa pretesto. Come dire, siccome sono in pensiero per questo figlio, non posso oggi fare determinate cose. Quindi c'è una partecipazione, magari anche realistica, di quelle che sono i suoi tormenti, le sue preoccupazioni, ma anche un usare, non è proprio un pretesto, quindi non c'è la carta della falsità, non c'è la voglia di approfittarsi di una situazione, lui la vive come realistica. Però è anche vero che questo causa in lui una impossibilità o neanche un'impossibilità, un tormento all'idea di tornare, perché sa che comunque certe condizioni sono ancora in quel modo. Però vedi, penso che comunque ti ricontatterà o manterrà comunque un filo con te, nel senso che in qualche modo anche solo nell'intenzione di sapere come stai, nell'avere un contatto civile, come si dice, di non perderti del tutto, io penso che lui comunque riprenderà i contatti, se non li ha neanche mai sospesi, li manterrà, quindi si vede che c'è questa intenzione. E anche se non apertamente, perché non compare la carta dell'amante, mi farebbe capire che si dichiara, invece qua ci sono delle carte molto, come dire, quando c'è il sacerdote è sempre una carta che indica una situazione molto contenuta, non di espansione, espansività, quindi si capisce che lui a suo modo, con molta attenzione, con anche un certo distacco, comunque cercherà di riprendere la situazione, di riprendere col solito corteggiamento. Quindi occhio, perché potrebbe anche far finta di non aver capito cosa vuoi veramente. Ok? Io comunque non lo vedo mollare l'osso, anche perché si è costituita un'abitudine che per lui è sicura, è una sicurezza. Quindi bisogna vedere un pochettino, un po' che sviluppi ci saranno. E soprattutto tu come prenderai i suoi sviluppi. Ciao Katia. Allora, rispondiamo, vediamo un po', vediamo di rispondere a Roberto, però Roberto ci sei, dammi subito un cenno se sei ancora presente, altrimenti passerò a un'altra domanda. Vediamo un po', Roberto. Va bene Sara, grazie a te, a venerdì. Allora Roberto, benissimo, ha risposto, dice che c'è, vediamo un pochettino. Buonasera, è possibile sapere se ci sono energie negative o altro su di me? Certo, guardiamo subito. 6 febbraio 69, Roberto. Vediamo un po' cosa identificano su di te le sibille in termini di quindi interferenze e energie negative. Vediamo un po'. Ma allora, sacerdote vecchia signora, ma guarda, qua c'è probabilmente un'indicazione legata a una donna del tuo passato, potrebbe essere una ex o potrebbe essere una persona che conosci da tantissimo tempo, anche una figura, attenzione, la vecchia signora può essere anche una madre, comunque una persona grande o di vecchia conoscenza, vecchia data, che esprime giudizi severi sul tuo conto, quindi magari c'è un po' questa sensazione di essere giudicati o di essere stati scoperti, di essere un pochettino sotto un vaglio. Però vediamo un pochettino, è una prima ma ti posso dire che qualcosina c'è.
E come? Sei stato attaccato, sì. Mh-mh. Guarda, sono comparse tutte le carte più, manca solo il militare, poi praticamente è venuto fuori tutto quello che riguarda gli attacchi. E mi dispiace Roberto, ma secondo me sì, c'è qualcosa. Intanto parte dalla fine di un qualcosa, vedi, o è una situazione di famiglia, perché comunque c'è la carta della casa, potrebbe essere la famiglia di origine, ma può essere anche o il matrimonio che magari si è chiuso in, io sai non conosco, mi hai scritto solo di controllare se ci sono negatività, però partiamo subito con la carta della casa, generalmente riguarda proprio il senso di appartenenza alla casa, l'intimità, anche proprio convivenza, famiglia, cioè quello che sono i rapporti che abbiamo costruito e nei quali ci rifugiamo. E già qua c'è il vedovo, quindi è una delle prime carte negative di cose occulte che affliggono in qualche modo, sembra il clima della casa. Cosa viene dopo? Intanto amica ammalato amante, quindi comunque anche qua un malessere che ha cominciato a ridosso di una situazione sicuramente che è quella che in qualche modo identificano, forse è l'origine. Oggi vedi, hai la sensazione che niente riesce a rimetterti a posto. Quindi io non so se stai vivendo un periodo di pesanti afflizioni, se effettivamente ci sono cose che qualunque tentativo tu faccia ti sembra di non riuscire a sistemare, strade bloccate e chiuse. Io effettivamente ti devo dire che qualcuno ci ha messo lo zampino, anche qua nell'esito. Guarda qui. Io non so neanche se qualcuno che proprio volutamente ti ha allontanato dalla casa, da casa tua, dalla tua famiglia, cioè c'è un attacco qua, è proprio in piena regola. E mi dispiace, io ti assicuro che se non ci fosse, io non te lo direi. Non è da me dire, cioè se non c'è non me le invento, preferisco, anzi, tante volte ho detto alle persone ti stai mettendo in mente delle cose. Qui purtroppo non ti stai mettendo in mente delle cose. Quindi prova a vedere se conosci qualcuno che ti può dare una mano, altrimenti puoi provare a contattarmi in privato. Allora, bene, detto questo, io ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato alla diretta di questa sera. Vi ricordo che martedì sera, mi è venuto in mente, non sono purtroppo disponibile perché sarò sicuramente o stanchissima di un viaggio di rientro o in fase di rientro, ma spostiamo soltanto per la prossima settimana l'appuntamento a mercoledì 19:30. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata e alla prossima, come ho detto, mercoledì.